Io non capisco veramente, resto allibito di questo signore, perché faccio fatica a chiamarlo assessore, di questo signore che non ha, in questo specifico ragionamento, dimostra di non avere né arte né parte, ma proprio nulla, meriterebbe di essere querelato. Se loro vogliono far cassetta con queste cose, basta, perché non esiste. Prima o poi la gente, un po' alla volta, aprirà gli occhi, si renderà conto delle bufale che stanno raccontando questi signori. Questi signori stanno insegnando l'odio, stanno mettendo lavoratori contro città e non è così, non è così. Forse dovrebbero farsi un esame di coscienza e capire che questa città la stanno rovinando e che la città si governa con i lavoratori, non con altri. Continua la guerra tra amministrazione e sindacati. Numeri alla mano sulle assenze dei vigili la notte del Redentore, Mario Ragno sostiene che non ci siano i presupposti per avviare verifiche sui singoli dipendenti. Le assenze, diciamo, per motivi sono 5 leggi, 104, mi sembra che non sia un'esagerazione, 13 malattie fanno 18, un congedo straordinario che se viene concesso c'è un motivo molto grave fa 19, 9 congedi parentali dove le persone non vengono pagate o hanno una riduzione netta dello stipendio, quindi abbiamo detto 28. 3 recupero straordinario che viene concesso dall'amministrazione, l'amministrazione potrebbe dire no, non lo recuperi oggi ma domani, quindi fa 31, 7 aspettative non pagate fa 38, 2 maternità 40, 4 infortuni 44, un permesso studio 45. Le persone l'anno scorso erano 172 messe diciamo, in servizio e quest'anno 184. La UIL insiste, tutte le assenze sono giustificate e si sta creando un caso sul niente. Basta polemiche, basta storie, tutte le assenze sono assenze legittime, non c'è nessuna esagerazione, non c'è nessun caso Roma, non ci sono vigili mutanti, non c'è niente. Per cui per piacere basta, caro assessore, se vuoi un consiglio cambia mestiere.